Recording is on. Ok, ci siamo. Allora, sono già le 16:34, decima e ultima lezione. Poi dopo questa lezione, se ci vogliamo collegare ancora, io mi penserò degli esercizietti che vi manderò in privato e voi poi mi dovete fare la traduzione, io vi scrivo la frase in italiano e voi mi dovete fare la frase in siciliano. No. Farò anche dei trabocchetti, così vedremo quello che combinate. Allora, le congiunzioni. Le congiunzioni. Le congiunzioni sono parti invariabili del discorso e la sua funzione è quella di unire i diversi elementi di una frase. Allora, chiudiamo i microfoni perché sento rumore. Ed anche di coordinare e subordinare le varie proposizioni del periodo. Nel primo caso si dice che il collegamento avviene per paratassi. Nel secondo caso, in cui invece si collegano le subordinate alla principale, si dice che avviene per ipotassi. Le congiunzioni coordinative, a sua volta, si dividono in semplici, cioè composte di una sola parola, ed in congiunzioni coordinative composte, cioè l'unione di più parole, anche se poi nel tempo alcune si sono fuse. Per esempio, oppure è una congiunzione in italiano, no? Se noi dovessimo scriverla in siciliano, una volta si scrivia o puru, divisa. Col tempo si è unificata e quindi si può scrivere anche unita o puru, tutta unita. Possiamo distinguere le congiunzioni in copulative, disgiuntive, avversative, dichiarative, conclusive, correlative. Cioè queste qua poco cambia per il termine come si scrive, ma è in base alla proposizione, come è formata la proposizione. Quindi anche se è sempre la stessa parola, como, picchi, cioè in base a come è composta la frase, assume connotati o copulativi, disgiuntivi, eccetera, eccetera. Io ho fatto uno schemino per semplificare la cosa, anche perché a noi ci interessa non tanto analizzare la frase, ma ci interessa sapere come dobbiamo scriverle queste congiunzioni. Benvenuta anche a Cettina. Ciao. Ciao, allora io ho fatto degli schemini in base a quello che ho trovato nelle grammatiche che ho riportato, se già voi l'avete visto, il PDF dove ci sono questi qua, i quaderni. Nella decima lezione io già l'ho riportato e quindi ci sono le congiunzioni coordinative che si dividono come le subordinative in semplici e composte. Semplici quindi sono quelle composte da una sola parola, composte quelle che si sono create unendo due o più parole. Le semplici sono o, ne, ma, pirò, anzi, sia, dunca, manco, nemmeno, puru, magari, accusì, anche, ancora, sparti, cioè, eccetera. Quelle composte sono, come dicevo prima, o puru, che prima si scriveva diviso e poi si è scritto unito, o puru, come anche ovvero, come anche inveci sarebbe inveci, che però si può scrivere anche nel siciliano. Se tu vuoi scrivere inveci, si può scrivere la ricetta inveci, tutto unito, ossia, che è un termine più antico, ossia si diceva anticamente, ma comunque insomma se uno scrive in forme più auliche, più lo può anche mettere. Piuttosto, per esempio piuttosto è composta perché è l'unione di infatti, difatti, vale a diri, cioè a diri, è quanto a diri, per la verità, in verità.
veramente, annunca, pertanto e per conseguenza. Le congiunzioni subordinate sempre si dividono in semplici e composte. Le abbiamo ca, chi, como, qualmente, mentre, sì e mi tra le semplici. Tra queste semplici c'è un quesito che si sono posti molti studiosi della lingua siciliana, se è meglio scrivere ad esempio ca o chi. Eh, magari poi vedo se c'ho prendo il libro dopo e ve lo leggo quello che dicono. Comunque si può scrivere indifferentemente ca o chi. In questo caso magari si sceglie anche per evitare la cacofonia. Ora non mi viene un esempio, per esempio, cioè se tu devi scrivere ca e poi una parola che inizia per K e allora metti chi, ecco, per non fare lo stesso suono. E le composte sono sempre per chi, per cui, già chi, si beni, eccetera, casomai, eccetera, eccetera, fino a tanto, fin tanto chi e fino a chi. Per la congiunzione mi, e c'è da dire una cosa a parte, perché tutta la Sicilia assume degli usi diversi, soprattutto nella Sicilia dove siamo noi, nella parte orientale, mi si usa spesso anche assieme all'infinito. Vi leggo quello che ho riportato. Allora, per quanto riguarda la congiunzione mi, da alcuni denominata strana, c'è da dire che essa è tipica della Sicilia nord-orientale, nel nucleo del territorio compreso tra Messina, Taormina e Naso, e anche se è molto usata nella sua funzione imperativa di terza persona, in realtà è usata in questa parte della Sicilia in sostituzione al chi, anche in casi dove viene a sostituire un infinito. Per esempio noi qua diciamo dicimi frasi, forse a Palermo questa forma non la usate, perché è tipica nostra del messinese, dicimi frasi oppure sta attento non mi cadi. Voi non lo dite così a Palermo. Per esempio, Angelo, se tu a Palermo devi dire stai attento a non cadere, come lo diresti in siciliano? E devi accendere il microfono. A cura di non cadere. Vedi, di non cadere, di non Buongiorno a cadere. tutti. Invece noi ci mettiamo il mi, stai attento non mi cadi. Oppure noi diciamo passai senza me ti vedo, cioè sono passato senza vederti. Tu come lo diresti a Palermo? Passai senza venirti. Buongiorno, buon pomeriggio a Ciao tutti. Stefania, sì, Ben ritrovati. anche a te. E infatti mi pare che l'abbiamo letto, noi l'abbiamo detta sta cosa in qualche lezione precedente. Viri di questa parola che hai detto tu, ora io non mi ricordo dov'è. Nelle desinenze, forse nella sesta lezione, si aggiunge questa desinenza finale, lo devo rivedere, come hai detto tu, quindi, e si elimina il mi. Comunque c'è questa particolarità che abbiamo noi, oppure hai ragione mi dilagni, hai ragione di lamentarti. Curiosità, Angelo, dimmi, hai ragione di lamentarti. Hai ragione di lamentarti. Di lamentarti, vedi, quindi invece mi ti lamenti. Ok, hai visto queste peculiarità diverse che abbiamo? Ok, niente, io ho finito, non ho altro da aggiungere. Voi avete domande? C'è qualcuno che si è inserito dopo, che vi siete persi l'inizio? Cioè, la congiunzione in siciliano. Sì, infatti io non so se avevate parlato di altro, io purtroppo sono potuta connettere ora. No, 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 questo qua abbiamo detto, solo della congiunzione. È una cosa, cioè non è che c'è molto da dire.
Ora, come dicevo prima, io magari poi preparo degli esercizietti e ve li giro uno ad uno e magari poi, non lo so, ne discutiamo poi dopo che me li ritornate, ne discutiamo poi per la correzione, lo facciamo in un incontro virtuale tutti assieme, di modo che l'errore che fa qualcuno possa essere indicativo anche per altri. Possiamo fare così. Mm? Vi vedo stanchi, assonnati. Allora, va bene. No, volevo chiedere, Eh. quando si dice miticadi con la I, Eh, c'è anche la variante con la U? Muticadi? no. No. Cioè, in italiano come la parola? No, in italiano, sempre in dialetto. Sì, Esiste- mitigati, cioè, in italiano... No, no, non parlavo dell'italiano, sempre in dialetto. Poi esiste anche la variante con la U? No, io Muticadi. volevo dire, ovviamente, tu lo dici in dialetto, ma la traduzione in italiano quale sarebbe? Stai attento a non cadere. Stai attento, vidi, non mi cadi, non mi dicadi, non mi cadi. Ok. Quindi cioè non Non c'entra, non c'entra. non Vabbè, c'entrerei, capito? non c'entra niente. Va bene, questo volevo capire. Ok, altri quesiti? Voi state scrivendo qualcosa in siciliano per adesso? No. Stefania, tu? No, in siciliano ancora no, però vediamo, magari in questi giorni mi cimento. Va bene, allora vi penserò delle frasi e ve le lascio, ve le giro, una per ogni tema, per vedere. La congiunzione c'è solo non mi cade, oppure ce ne sono altre? Allora, queste le ho messe io qua nello schemino, le congiunzioni subordinate semplici sono ca, chi. Ah, vediamo, ora vediamo se questa cosa del tipo del ca, c'è il libro di Barone, che devo vedere dove ho messo. Questo perché non me la sono preparata via. Scusatemi un attimo. Scusate un attimo. Mannaggia, c'è il libro del buon Gemma, il libricino. Cettina, come stai? Come sei? Mannaggia, Allora, lasciamo stare. mannaggia, dove l'ho messo? Ecco, vediamo qua. Questo di Ninni Magri. Mi pare che ne ha scritto anche Ninni Magri. Ecco, l'uso del chi e del ca. Pagina 34. Ma come che le cose recenti me le dimentico, quelle più antiche mi rimangono in mente. 34. Allora, chi ha parlato? Chi ha parlato? Ho sentito una voce maschile, ma non capisco chi ha parlato. Angelo, tu hai parlato, che hai detto? No? Boh. L'ho sentita pure io, ma non parlavo io. Perché a parte te, Pasquale, sono tutte femmine. Io ho sentito una voce da maschio. Vabbè, comunque. Boh. Misteri. Io ho chiesto a Cettina come stai, se la mia voce è maschile io ho No, parlato. Gioia, no, io ora quando ero già seduta, a te ti ho sentito quando ero là che stavo prendendo. Allora. Ah, Flavia, tutto a posto, diciamo. Ciao. Allora, Forse Mauro, perché qua forse lui. Ah, era lui? Salutami. Saluti anche da parte sua. Io ero.
Ok. Allora, lo scrive in una Tanti maniera saluti. scherzosa questa spiegazione. Allora, l'uso del chi e del ca. Una questione tutt'oggi irrisolta la troviamo nell'uso del pronome chi, vabbè, che fa anche come congiunzione. È un annoso problema che si trascina ormai da tempo senza mai essere stato affrontato e risolto in maniera definitiva. Di solito esso prevale sull'uso del ca, termine adoperato più comunemente nella Sicilia orientale rispetto alla Sicilia occidentale, che predilige quasi esclusivamente il chi. Quindi tra chi e ca c'è una diversità di uso anche in base alla parte della Sicilia. I poeti e gli scrittori del passato, nel corso dei secoli, hanno adoperato nei loro testi entrambi i termini quasi indifferentemente e contemporaneamente, relegandosi ad una funzione meramente estetica e fonica, come dicevo prima, prediligendo il chi o il ca a secondo del suono della parola successiva, soprattutto per evitare l'antiestetica cacofonia tra due termini attigui. Io invece, Ninni Magri che parla, il nostro socio onorario, io invece ho cercato di approfondire il problema, poiché trovavo inappropriata tale usanza comune. Doveva pure esserci una differenza d'uso logica tra i due termini, differenza che probabilmente è stata trascurata per pura leggerezza o non è stata mai analizzata a sufficienza. Quindi, sperando di riuscire a sbrogliare la matassa, ho affrontato la questione ponendomi il seguente breve e fantasioso enigma. Chi ti dissi? Chi dissi? Chi ti dissi? Chi dissi? Dissi chi dissi? Chi dissi? Chi dissi? Dissi chi dissi? Chi? 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 E allora chi? Chi fascisti? Chi feci? Sì, chi fascisti? Pidda è cosa buona. Ora, se analizziamo bene il testo, ci accorgiamo di come possa essere ingarbugliata la sua comprensione, ossia di come esso possa essere facilmente frainteso. Se invece i pronomi relativi li trascriviamo in ca, tutto riacquista il giusto senso, ma prima di girare la pagina per la soluzione, fate la prova a trovarla voi. Allora, se noi ora sostituiamo il chi con il ca, vediamo come viene. Cat dissi, dissi, niente, pure questo non suona. Mamma mia, ecco, sì, perché girando la pagina ci fa l'esempio, però non sostituisce tutti i chi con il ca, ne sostituisce solo alcuni. E quindi forse così ora risulta più comprensibile. Chi ti dissi? Che dissi? Chi ti dissi? Che dissi? Dissi che dissi? Chi dissi che dissi? Dissi che dissi? Ca chi? Ca e allora? Ca chi? Ca chi du ca fascisti? Ca fici? Sì, ca fascisti. Pidda è cosa buona. Come si può vedere c'è un'enorme differenza tra i due componimenti che dicono esattamente la stessa cosa, ma nel secondo caso un uso più ordinato del chi e del ca rende tutto più comprensibile. Siate onesti, lo avevate subito interpretato così? Non credo proprio, qualche dubbio vi è sorto sicuramente, ne sono più che convinto. Per cui, ritenendola più logica, ho deciso per la seconda opzione, ossia quando il che corrispondente è aggettivo interrogativo o esclamativo, oppure pronome interrogativo o esclamativo, o indefinito, adopero il chi. Quando invece è congiunzione o pronome relativo, adopero il ca. Per una più chiara comprensione di quel che voglio dire, riporto alcuni esempi, quindi altri esempi. Mamma mia, uso del ca, congiunzione, la questione della J. Vabbè, penso che possiamo fermare qua. Vi siete confusi ancora di più? Vabbè. Siamo arrivati alla 10ª lezione.
come ripetevo, vi manderò degli esercizietti e poi ci aggiorniamo. Ora, siccome l'11ª lezione non è prevista, non l'avevamo prevista a suo tempo, possiamo stabilire già da ora con voi quando ci vorremmo riunire. Nel nostro calendarietto abbiamo il 16 riunione in presenza in sede, per i membri del direttivo il martedì 17 riunione del direttivo alle 16:30. Poi abbiamo le giornate del 20 e del 21 marzo. Allora, dal 23 marzo possiamo scegliere, dal 23 marzo fino al 2 marzo, che al 2 marzo non mi ricordo. Scusate. Dal 23 marzo al 2 marzo andiamo indietro al 2 aprile. Allora, io volevo fare un incontro per tutti in video chat per il 21 febbraio, che sarebbe di sabato 21 febbraio. Come siete combinati? 21 febbraio. A che ora? Pomeriggio come ora, 16:30. È sabato, 21. Di sabato, per vedere se qualcuno, perché di sabato può essere che sono più liberi. Boh. Ma scusa, aspetta, siamo sotto carnevale. Io non ci sono. Siamo sotto carnevale. Carnevale quando è? Quando finisce carnevale? No, carnevale finisce il 17. Finisce il 17. Sabato 21 vado a Salerno a vedere il lago dei Cigni. Io volevo fare questo incontro qua per tutti, per vedere un po' se si riescono a collegare con un tema specifico, perché parlando con i membri di giuria mi commentavano degli elaborati come quello è scritto nella vecchia maniera, questo è scritto nella nuova maniera. Allora io mi sono posta, ma perché c'è una vecchia maniera e una nuova maniera? Ma queste sono discutibili. Allora, siccome è un discorso intrigante e anche interessante, io vorrei fare questo incontro virtuale sabato 21 febbraio col tema differenze della poesia dagli anni 80 ad oggi. Vabbè. Però io alle 16:30 io starò un'oretta e poi chiudo. Vabbè. Che ne pensi, Pepa? Va bene? Oh. Quindi se facciamo... Per quanto mi riguarda, per carità, se si tratta di riunioni da remoto... Io, come ho detto, vado a teatro, quindi non ci sono, ma non fa niente. Fate voi, da remoto non ho problema. Dopodiché, se facciamo questo incontro il 21 febbraio, il 2 marzo ci dovrebbe essere un altro incontro con l'autore, allora dovremmo fare... Poi 20 e 21 marzo siamo in sede con la primavera del libro. Io sceglierei una giornata tra il 2 marzo e il 19 marzo. 19 che è? Giovedì? Per fare un In incontro mezzo, più o meno in mezzo, non proprio, cioè verso il 10 marzo, che ne so. L'incontro virtuale? Innanzitutto, di che giorno di settimana siete liberi? Tu, Pasquale, come sei combinato? Ma il lunedì no, manco il venerdì, quindi il martedì, giovedì, però sempre a un orario verso le 16, oppure la sera tardi. No, la tardi no, io sono in coma. Le 16. Facciamo martedì, io sono in coma già pure ore, che qua tutto qua che mi fa male. Facciamo il martedì 10 marzo, ci sono feste, ricorrenze, cose. Facciamo il 10 marzo. Parli dell'incontro virtuale? Sì, del seminario di lingua siciliana. Io ora mi penso gli esercizietti, ve li mando in WhatsApp o per email, come preferite.
Meglio la Scusami, mail. Flavia, scusami, quindi allora quando avete detto l'altro incontro, perché un attimino mi sono dovuta assentare per un Allora, motivo. oh, che succede? Siete spariti? Aspetta, ok. Per il seminario di Eh, lingua siciliana faremmo il martedì 10 marzo. sì, Per l'incontro martedì 10 10 marzo. marzo, sempre alle ore 16:30? Se vi viene meglio va anche alle 16 perché Pasquale poi se ne deve andare. Che dite? E poi ci sarebbe l'incontro a tema differenze della poesia dagli anni 80 ad oggi il sabato 21 febbraio. Vi va bene? Sempre alle 16, 16:30? Scegliete voi, o 16 o 16:30, a vostro giudizio. Vi viene meglio o peggio anticipare di mezz'ora e fare alle 16? 16:30. Uguale, Ok. per quanto mi riguarda. Per me va Uguale? bene. E allora facciamo alle 16, tutte e due. Alle 16. Quindi, Vabbè. E sull'incontro, scusami, Ma no, il fai, 21 Flavia. marzo è pure online? Sì, sì. Il 21 febbraio è pure 21 online? febbraio e 10 marzo online. 21 febbraio e 10 marzo. Febbraio Il non ci 21, sono, marzo. il 10 21 marzo. febbraio. Ma il Sì, 21 scusa. febbraio che non c'è, quando potremmo fare? Non fa Dai. niente, non fa niente. Vabbè, Non fa niente. partecipo. No, perché se no mi No, ma il ricordo 21 marzo. Angelo De Marco si è arrabbiato in chat. Dice questa Il storia 10 marzo. 10 marzo, seminario, ore 16. Mentre il 21 febbraio dobbiamo presentare delle poesie, dobbiamo leggere le poesie. 20 e 21 febbraio ci sarà in sede l'evento della primavera del libro che No, ha... 21 febbraio. 20 e 21 marzo, hai fatto Ah no, confusione. febbraio, 21 febbraio, sì, il tema differenze della poesia dagli anni 80 ad oggi. A tema, differenze della poesia dagli anni 80 ad oggi. Cioè dagli anni 80 sarebbe quando ero piccolina io, quando eri Sì, piccolina tu. Quando sì, io andavamo alle scuole piccolissima. elementari, noi, come si scriveva la poesia allora, quando studiavate sui testi a scuola, e la poesia come si scrive oggi. Una differenza, dimmi. Scusa, è il 1880? No, 1980. E il 21 febbraio dobbiamo leggere delle poesie pure. Anche sì, certo. Vabbè. E però dire la vostra, anche fare una discussione, secondo voi com'è cambiata la poesia? Sì, sì, vabbè. Com'è E cambiata? invece, Perché da cosa nasce questa? Perché mi è stato detto che c'è una forma moderna oggi di scrivere la poesia e siccome sono curiosa e voglio capire com'è sta forma moderna di scrivere la poesia. Sarà il Picchino. rap. Sarà come il rap, la forma moderna. Non lo so. mm, E quindi sono curiosa e quindi voglio vedere, cercherò di dare abbastanza diffusione alla cosa e vediamo un po' quello che si riesce a capire da questa cosa. Poi stavo spiegando per il 20 e 21 marzo. Noi una volta facevamo il maggio dei libri, che non abbiamo più fatto perché nel mese di maggio a Messina fanno tutto il maggio dei libri, in tutti gli angoli, in tutti i siti, in tutti i lidi, facciamo la canzoncina. Quindi ho detto io che senso ha creare un ulteriore evento quando tutti sono impegnati a andare in 1000 posti. Ho detto io, cambiamo, anticipiamo di qualche mese anche perché noi a maggio facciamo il premio e abbiamo creato la primavera del libro, non il maggio dei libri. Benvenuto Angelo. Poi, siccome da buoni partecipanti ASAS, se io faccio 3 giorni consecutivi di eventi, ognuno invece di venire nei 3 giorni, perché se un evento è composto di 3 giorni, cioè se tu vai al mercato e ci sono i fruttivendoli che ti fanno il mercatino di primavera e sono 3 giorni consecutivi, quelli vanno tutti i 3 giorni in quel mercato. Non è che vanno solo un giorno e poi gli altri 2 giorni lasciano la bancarella. Quindi la stessa cosa sarebbe anche per la partecipazione a questo evento. Se tu fai 3 giorni di un fine settimana, ok, dovrebbero venire tutti i 3 giorni. Ora io capisco chi è lontano, però chi abita in città si libera e cerca di venire tutti i 3 giorni.
Siccome sta cosa non si capisce come mentalità, allora io ho eliminato uno dei 3 giorni e ho lasciato solo il 20 e il 21. Quindi il 20 sarà per l'autopresentazione dei libri e già ho 3 adesioni. E il 21, che coincide con la giornata mondiale della poesia che noi facevamo prima al Salone degli Specchi, si farà in sede, già ho 4-5 adesioni, e ci sarà questo reading poetico. Poi, se rimane tempo e qualcuno vuole parlare del libro, anche perché l'orario, io ho mantenuto quello che facevamo al Salone degli Specchi, dalle 16:40 alle 18:40, 3 ore per la poesia. Dalle 18:40 ci possiamo trattenere anche fino a sera, se c'è chi vuole presentare i libri, anche perché in teoria chi vuole esporre i libri, anche se non fa l'autopresentazione, li può portare anche a partire da oggi, si mettono esposti sui tavoli che sono già preparati, di modo che chi partecipa nei giorni di 20 e 21 ha la possibilità di sfogliare, di guardare, di vedere se è interessato a qualche libro e, come si è sempre detto, possono anche acquistarlo in separata sede direttamente dall'autore senza far centrare l'associazione. Tutto qua. Claudia, scusa, se ritorno al 21 marzo invece, che è la giornata mondiale della poesia, e ci sarà il reading poetico. L'orario comunque è sempre quello che c'è sull'avviso, no? Dal pomeriggio dalle 16. Dalle 16, aspetta, non mi ricordo, mi pare che era dalle 16:40 era Angelo, alle 18:40. Sì, quello è l'orario. Ma Sì, comunque, sì. siccome ci sarà anche l'esposizione dei libri, perché la primavera del libro inizia dal 20 e si conclude il 21. Quindi, siccome noi la primavera del libro il giorno prima è già dalle 16, se c'è qualcuno che vuole parlare del libro, può anche venire alle 16, non per forza deve aspettare alle 16:40. Dalle 16 alle 16:40 si può presentare, può esserci che c'è la presentazione di qualche altro libro, perché la scadenza è il 10 marzo per partecipare. Io già ho 3 adesioni e qualche altra richiesta, quindi se io dovessi avere, che so, oltre di 2 richieste, dovessi averne anche 3, 4, cioè qualcuno la sposto il 21. La posso spostare sia ad inizio evento che a fine evento. La poesia, però dice, nasce sempre il solito problema, che non si capisce che un evento ha un inizio ed una fine. E poi mi dicono io vengo alle 18 e sto mezz'ora. Questi discorsi a me non piacciono, non sono fattibili, perché se un evento dura, cioè, ci sono degli autori che si susseguiranno, quindi non è che tu, cioè io capisco chi viene da Catania, dice vabbè arrivo alle 5, ma i residenti non mi potete dire io vengo mezz'ora, perché se no io l'evento non ne faccio più e arrivederci. Bisogna avere questa maturità di capire, c'è questo evento, soprattutto chi è socio, deve essere presente. Anche perché è una volta l'anno, figlioli. Io posso anche fare a meno di fare gli incontri con l'autore, fare a meno di fare i caffè letterari, anche perché siamo stati un inverno a fare questi incontri e più di 4-5 persone non ci sono stati. Cettina, ti vedo parlare ma non ti sento perché hai il microfono chiuso. Cettina, hai il microfono chiuso. Ok, dimmi. Dico, anche perché è irrispettoso nei confronti di chi parla prima o di chi parla dopo. Non è che tu puoi venire solo perché deve esporre il tuo e poi gli altri non hanno senso. Non è giusto. No, se si viene si deve venire dall'inizio alla fine. Anche l'anno scorso, quando noi l'abbiamo fatto in 3 giornate, cioè capitava che il primo autore era senza pubblico e quindi si aspettava, si iniziava in ritardo per fare venire qualcuno. Appunto. Però c'era sempre meno gente per il primo autore che era in scaletta, giusto? L'ultimo autore, poi chi era lì dalle 16 di pomeriggio se ne voleva andare e allora tu vedevi la gente che voleva uscire, ma io me ne devo andare, io devo uscire, e quello lì a dire no, ma come? Prima c'eri, ora te ne vai che ci sono... Certo, non è giusto. Si perde più mezza discussione solo per fare questa cerimonia, io resto, io vado.
Insomma, sono cose brutte queste, si deve studiare un modo per fare capire questa situazione. Se c'è un evento di 3 ore, uno si sacrifica, dice 3 ore, vabbè, io capisco l'eccezione, 2 ore e mezza, però invece tutti vogliono venire, stare un tot e poi se ne vanno, e non è possibile. Tutti, ovviamente, sempre le eccezioni ci sono. Comunque, speriamo che riesci questo evento. L'abbiamo ridotto a 2 giorni, speriamo di poter fare qualcosa. Ora io devo contattare quelli che mi avevano detto che venivano il 19, che io l'ho eliminato. Sono 5-6, io ce l'ho scritti qua nella mia bella agendina. Poi contatto, ora loro sai che mi diranno, oh, io potevo venire solo il 19, non ci vengo né 20 né 21. Va bene. Dobbiamo anche fare noi onore al nostro socio onorario che ha in mente di venire da Palermo giorno 21. Non è un viaggio, No, Ore di è pullman, una fatica micidiale, non un viaggio. Io, ma faticherei io, che sono qualche annetto più giovane. Quindi è un viaggio. Ma alle volte a Palermo ti metti in macchina per andare poco distante, trovi un ingorgo e stai 2 ore in macchina. Ma vero? Mamma mia. Può capitare. Infatti io non cammino più in macchina, perché già ho avuto l'infarto, ma me ne verrebbe un altro per la rabbia. No, ma invece qua a Messina, pure che ti metti in macchina, non è il tempo che perdi perché c'è il traffico, è Perché dove la devi mettere? Andiamo al parcheggio di San Licandro, che là ci sono. I parcheggi. C'era la giornalista Rosaria, là, come si chiama? Che ha posteggiato Branca. le macchinine giocattolo per fare Rosaria vedere le Branca. foto. Rosaria Vabbè. Branca. Non entriamo nei commenti di politica. Va bene. Flavia, Dimmi, Pepa. chiedo scusa. Il primo incontro che abbiamo ora qual è? Perché io tendo ad organizzarmi via via. Abbiamo il 16 febbraio in sede con ok. Laudore Barresi. Va bene, quindi ci si vede il 16. Io ho messo la locandina. La Sì, posso... sì. Dopo del 16 No, intanto sono impegnata il 16. Va bene. poi abbiamo detto il 21 in virtuale per la discussione Va sulla bene, va poesia. Io tendo a programmarmi via via. Poi abbiamo detto quella sulla lingua siciliana il 10 marzo. Va bene, poi pensa a Dio. E poi abbiamo 20 e 21 marzo. Va bene, dai. Tutto chiaro? Sì, intanto ci si Ok. vede il 16 in Va sede. bene. Arrivederci. Flavia, scusami, però io mi sono persa. Ma il 16 febbraio con l'autore che è in sede? Sì, sì. Ho messo la locandina. L'hai vista? Quella là, come si chiama sto libro? A che ora è? Alle 16:30 mi hanno fatto fare, 16:30 in sede. Non so perché in presenza dicono 1:30, in virtuale mezz'ora prima. Perché si risparmiano il viaggio della macchina per andare da un posto all'altro. In virtuale si fa prima. Va bene, vi saluto, arrivederci. Ciao Pasquale, quando saluti così assomiglia al Papa. Sì. Poi con questo ermellino sul Sì, collo. fa freddo. Allora, quindi volevo io un po' ricapitolare per Angelo De Marco, che tu forse ti sei perso, che io ho detto che ora io mi metto e faccio delle frasi in italiano, riprendendo i 10 temi che abbiamo sviluppato durante queste 10 lezioni, e vi lascio il compitino di tradurle in lingua siciliana. Dopodiché mi mandate la traduzione e la correzione dei vostri esercizietti verrà fatta in virtuale, tutti riuniti, il 10 marzo. Ok? Tutto qua. Vediamo un po' che viene fuori.
Grazie. Quindi li mandi prima questi quiz, Certo, ora io ho il tempo di farli, datemi E tempo. dove li pubblichi? Che ci sono 20 siti. Poi un'altra cosa, aspetta un minuto che stacco la registrazione, questa cosa la dico, un momento, ferma registrazione.